Oggi siamo partiti con dei varchi di accoglienza di tutta l'utenza che accede all'ospedale in maniera da controllare e indirizzare gli utenti nei vari percorsi. In questo varco viene attuata l'igiene delle mani, viene controllata l'idoneità della mascherina e viene misurata la temperatura. Braccialetto arancio per gli ambulatori tamponi, blu per gli asintomatici, giallo per le persone con la febbre. La maggior parte degli utenti è ammessa ad accedere all'ospedale. Le sale operatorie si preparano a fare una mole di lavoro straordinario. Oggi programmati 30 interventi complessi. Riaperte tutte le visite specialistiche, dilazionando gli appuntamenti con un ordine prioritario in base all'urgenza. 650 le prestazioni ambulatoriali erogate oggi all'ospedale, 250 quelle al punto prelievi già questa mattina. È possibile fissare gli appuntamenti online al servizio denominato Zero Coda o via cellulare con un'app specifica. L'app è un servizio che adesso abbiamo su Android e speriamo di avere presto anche su iOS, ma sto spingendo. Praticamente l'utente inizia, sceglie il centro prelievi dove vuole fare il prelievo, sono tutti i punti prelievo che noi abbiamo, quindi se vado a prendere per esempio il San Bortolo, trovo la selezione, mi compare un elenco di giorni disponibili, scegliendo un orario e faccio la conferma e ottengo immediatamente il numero con cui verrò chiamato. Abbiamo esteso gli orari degli ambulatori per cercare di aumentare la possibilità di distanziare. Abbiamo potenziato di circa un'ora tutte quante le sedi, le 8 sedi che noi abbiamo nel territorio.